Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio presentare un nuovo disegno che potete tranquillamente trovare nel sito del ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Hildegard del Marietto Veneziano di Facebook. Oggi appunto vedremo la linea della vita. Perché vedremo la linea della vita? Perché molti mi telefonano, mi contattano, insomma, via mail, via chat privata e mi chiedono un po' com'è la loro situazione anche a livello di salute, di benessere e sono un po' dubbiosi sul fatto che insomma la vita sembra alcune volte in salita e stanno provando dei rimedi radionici. Allora un po' per scherzare, un po' per tirare su di morale, un po' per tutto, gli presento, gli do questa linea della vita tanto per avere un'idea su come sono posizionati. Perché è stata creata questa? È stata creata perché anni fa ho avuto un esempio vivente su me stesso che questa linea della vita, che è questa qui, vedete, funziona realmente, ha un riscontro reale. E oggi vi voglio raccontare questa storia. Questa storia parte nel 1993, facevo parte di una struttura che vendeva corsi di lingue e io ero un consulente di vendita. E nel nostro gruppo c'era un ex venditore di mobili che faceva consulenti di vendita e nella pausa caffè, andando insieme a camminare, un giorno mi disse che lui, oltre a fare il consulente di vendita e prima il venditore di mobili, leggeva anche la mano. Io per lì risi sopra, no? Dissi, ma io queste cose qui non ci credo. E così mi disse, vuoi che te la leggo? E io chiaramente gli ho detto per scherzare, ma sì, va, dai, leggila, tanto non c'è niente da perdere. Ebbene, mi prese la mano, vedete, e andò subito a vedere la linea della vita, che era piuttosto lunga, e si spaventò, anche perché era stato assoldato dai dei birichini per farmi degli scherzetti, ma quando vide appunto che la mia linea della vita era molto lunga, si spaventò e quindi si retrasse e disse: non ce la faremo mai a fare i birichini con te. Quindi cari amici, questa mappetta qui, questo disegno qui lo potete scaricare tranquillamente dal sito ilcapitano.altervista.org nella sezione per la chirologia, cioè la lettura delle mani, e così potete avere, chiaramente prendendolo come un gioco, uno scherzo, non credendo realmente che sia reale, però insomma c'è sempre un fondo di verità anche nelle favole. Dovete guardare la vostra linea della vita e più o meno dove è posizionata, e qui più o meno arriva al massimo che è 90. Comunque questo è solamente per parlare della linea della vita in linea generale, però il vostro Marietto nelle pillole scorse vi ha anche parlato di un nuovo circuito radionico per dare un po' più di energia. Abbiamo parlato sì dei circuiti radionici che tagliano delle appendici di vampiri astrali o parassiti astrali, però anche di un nuovo circuito, e quindi anche oggi vorrei ribadirlo, così che se voi vi sentite un po' fiacchi e vedete che la linea della vita è anche bella lunga e dite io non voglio arrivare a 90 anni fiacco e avete bisogno di energie, il vostro Marietto vi propone di nuovo l'esercizietto con il circuito per rinforzare il corpo astrale e togliere le negatività. Bene, quindi sapete che questo circuito lo potete scaricare tranquillamente nel sito del capitano.altervista.org e andiamo oltre. Comunque, in ogni caso, vi faccio un esempio, oltre alla linea della vita, cioè faccio un esempio, se voi prendete la linea della vita e la controllate e vedete che è 90 anni, ad esempio, voi cosa potete fare per confermare? Chiedete il pendolino. Quindi cosa fate? Togliete il vostra mappetta sulla linea, il vostro disegno sulla linea della vita e voilà, prendete il vostro quadrante radiostesico per la valutazione e chiedete se il disegno della linea della vita è realistico. E chiedete: io vivrò secondo quel disegno lì fino a 90 anni, questo è un esempio chiaramente, vedete, e quindi siete sicuri
molto probabilmente che a 90 anni ci arriverete, vedete? Bene, però il problema è arrivarci piuttosto in forma, perché arrivarci un po' claudicanti non è il massimo della vita. Allora vediamo questo circuito che vi ho presentato in una scorsa pillola, ma voglio ribadirlo perché so e mi avete chiesto che è un circuito che vi piace ed è importante e quindi lo voglio promuovere ancora. Quindi abbiamo già magari fatto la domanda: funziona per noi questo circuito? Facciamo la domanda e vediamo che questo circuito radionico per caricarci a livello energetico e togliere le cattive energie funziona, anche perché preventivamente abbiamo usato anche gli altri circuiti che vi ho detto nelle altre pillole per togliere e tagliare legami energetici negativi. Togliamo. Facciamo subito una valutazione col Bovis per vedere com'è la nostra situazione vibratoria. Mettiamo sempre il testimone, che potrebbe essere una nostra foto, un nostro capello, oppure la foto di un nostro amico che vogliamo analizzare, e vediamo che noi giriamo sui 12.000 Bovis. Però ci sentiamo un po' stanchini e chiediamo al circuito, dopo il trattamento, quanti Bovis raggiungeremo, e vedete che lui va su oltre i 24.000. Quindi vuol dire che questo trattamento avrà sicuramente un effetto benefico sul nostro corpo eterico. Quindi togliamo, chiediamo per quanto tempo dobbiamo lasciare il testimone col quadrante radiostesico per la valutazione, il tempo, e lui, sempre mettendo il testimone qui, e lui ci dice in questo caso qui che dobbiamo tenerlo almeno 4 ore e mezza, 5. Vedete? Bene. Sappiamo che va bene il circuito, abbiamo visto che ci darà più energia, ci ricaricherà dopo 5 ore, ma vogliamo essere più sicuri, vogliamo valutare se col quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento tutto andrà a buon fine. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico, mettiamo il testimone nel pallino e chiediamo come andrà questo trattamento, e quindi voi vedete che sarà molto favorevole. Vedete? Bene, visto questo siamo sicuri che questo circuito radionico per noi sarà positivo, quindi lo prendiamo. Vi ricordo che vi ho già fatto vedere questo circuito in un'altra pillola in dettaglio, ma lo ribadisco anche questa volta per la linea della vita, così che vi ricarica se vedete che dovete vivere fino a 90 anni, vi sentite un po' scarichetti. Quindi lo prendiamo, di solito si stampa anche in formato A3, però per noi in questo momento lo usiamo in formato A4. Vedete? Posizioniamo nel decagono sopra il fiore della vita e il albero della vita cabalistico, mettiamo il nostro testimone, prendiamo il pendolino e aggreghiamo. Vedete? Facciamo minimo 21 giri e voilà. Poi lo fermiamo perché questo è solo un esempio. Finito questo lavoro, posizioneremo in un posto sicuro il nostro progetto, il nostro lavoro, lo metteremo almeno per 4-5 ore o sopra un armadio o dentro un cassetto o sopra un tavolo, ma che nessuno lo possa disturbare. Dopodiché potremo togliere il nostro testimone. Quindi, cari amici, come vi ho detto, questa pillola era incentrata sulla linea della vita, dove voi potete scaricare questo disegno nel capitano.altervista.org e valutare la vostra mano. Di solito si guarda la mano destra, e questa è la linea della vita. Questi circuiti che vi ho fatto vedere per ricaricare il corpo eterico, chiaramente li potete scaricare nel capitano.altervista.org. Vedete che avete una bella vita lunga,
è meglio che sia bella carica di energie. Bene cari amici, anche questa micropillola del vostro Marietto Veneziano è finita, quindi vi invito a iscrivervi al gruppo di Hildegard e Marietto Veneziano o al canale, al canale del Marietto Veneziano e al canale di Hildegard. Grazie.